Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Parleremo della connessione tra stress e dolore. Quante volte ti sarà stato detto da dottori, terapisti, chiunque tu abbia visto per consultato per il tuo dolore, che è solo una questione di stress. Ma sì, vedrai che dopo tutto passerà, dai che tanto alla fine è solo un po' di stress, ti devi solo tranquillizzare. O è tutto nella tua testa, oppure ti hanno detto, secondo me te lo stai inventando, oppure o ti hanno magari fatto capire che il dolore te lo stavi quasi inventando. Ecco che in questo video voglio proprio spiegarti la connessione tra stress e dolore cronico dal punto di vista proprio biologico, biofisico, okay? Andiamo direttamente a farti vedere delle slide che ho preparato per te. Eccoci. Allora, esploriamo insieme la connessione tra stress e dolore cronico. Prima di tutto devi capire l'importanza. Capire l'importanza di questa connessione tra stress e dolore fa sì che potrai migliorare la gestione del dolore. Ho sempre detto che la terapia principale, la prima che si dovrebbe fare, che molti dovrebbero, star qui seduti a leggere un libro o a sentire questo video, prima di fare qualsiasi altra terapia, è proprio l'educazione al dolore, okay, pain education, che purtroppo in Italia non è presa sul serio. Quindi che cos'è lo stress? Prima devi capire che cos'è lo stress. Allora, lo stress è una risposta fisiologica dal corpo a una sfida o minaccia. Lo stress non è un qualcosa di negativo necessariamente. È negativo quando è perpetuato per molto tempo, okay? Molto tempo vuol dire dai 3 mesi in su, dai 2 mesi in su. Lo stress è fatto e ci dà anche molti ci fa anche un favore quando dobbiamo, imparare certe cose, una nuova lingua, un nuovo strumento musicale, okay? Sei sotto stress, sotto disagio, ma quella è più una challenge, okay? Che è un vero e proprio stress, deleterio per il corpo, okay? Infatti è un qualcosa di molto soggettivo. Una persona messa in un certo ambiente stressante potrebbe andare incontro a varie problematiche, un'altra persona nello stesso ambiente potrebbe non avere assumere nessun stress, okay? Ecco che lì dipende molto dalle nostre, vecchie esperienze, da quello che pensiamo, da come percepiamo lo stress, okay, quindi io direi che lo stress è più quello che percepiamo che quello che ci accade, okay, perché è normale. Quello che ci accade nella vita potrebbe accadere qualsiasi cosa. Non tutti, infatti, con quelle cose che accadono, entrano in uno stress cronico. Qui infatti vedrai queste 2 immagini, una di questa signora, questa ragazza che corre a fare 100.000 cose, ehm, il cervello non nota differenze tra quello che stai vedendo a sinistra e quello che stai vedendo a destra. Quindi per lui è sempre una minaccia. Qualsiasi cosa che tu percepisci come una minaccia, che sia il lavoro, quindi un'emozione, un la paura di non arrivare a una scadenza con il lavoro fatto, okay, o la bolletta da pagare, che non magari problemi finanziari, problemi di relazione, okay, problemi del dolore stesso che potrebbe creare stress perché non va via. E quindi a destra vai in questo caso un leone di fronte a te che ogni volta ti minaccia, che vuole aggredirti, vuole mangiarti. Il corpo non fa differenze. Quindi cosa accade nel corpo sotto stress? Andiamo a vedere proprio. Ho cercato di fartela proprio semplice, okay, perché ci sono veramente tanti passaggi di quello su quello che accade nel nostro corpo e nella nostra mente. Ma la prima cosa che devi capire è che lo stress, questa attivazione, quindi questa percezione,
arriva direttamente dal nostro cervello, da una porzione che si chiama amigdala, quella in rosso qui a sinistra, ok? Questa porzione qui. Da lì ovviamente va su altre aree del cervello che si chiama sistema limbico, che quindi processa le emozioni, ok? A quel punto l'emozione è processata e va a rilasciare delle molecole che vanno, quindi dei neurotrasmettitori, che vanno fino alle ghiandole surrenali, che sono nella parte bassa, quindi vicino ai nostri reni, e a quel punto rilascia cortisolo. Il cortisolo, che è quindi appunto un ormone dello stress, viene portato in tutte le ghiandole, in tutti i posti del nostro corpo attraverso il sangue. A quel punto va ad attivare, perché c'è sempre una connessione con cervello e stomaco, cervello e organi, cervello, cioè il sistema nervoso è collegato a tutto, quindi è circolatorio anche, no? Quindi da lì andiamo qui, su questa parte qua, dopo che fa circolare su tutto il corpo attraverso il nostro sangue e attraverso il nostro sistema nervoso, crea infiammazione, microinfiammazioni, non devono essere per forza infiammazioni che sono visibili, ok? Tensione muscolare, e non solo tensione muscolare, può essere anche tensione agli organi. Aumento di grasso, questo è un classico, soprattutto nelle donne magari sulla parte dei glutei o della pancia. Aumento della pressione del sangue. Quindi questi sono gli effetti principali sul corpo. Sul cervello, non a caso, perché tutto è collegato, ovviamente c'è mancanza di focus, delle aree del cervello non lavorano come prima, perché devono in quel momento pensare a fuggire, pensare a scappare dalla minaccia, ok? Quindi in questo momento il tuo corpo è in survival mode, come si dice in inglese, ok? In sopravvivenza. Ovviamente c'è ansia, le decisioni non sono chiare, non riesci a prendere delle decisioni, infatti molte persone sotto stress non riescono a prendere delle decisioni. Ovviamente si è in confusione. Guarda caso, nel tuo caso, se soffri da dolore cronico, ne hai visti talmente tanti di persone che potrebbero aiutarti, ma nessuno è riuscito a trovare la soluzione. Ecco che anche prendere una decisione su cosa fare dopo diventa veramente difficile. Ti capisco e ci siamo passati tutti da questo iter. Ovviamente anche il mood, ovviamente depressione, mood calato, ok, tristezza, irrequietezza, ok? Questo è tutto collegato appunto a questa molecola di cortisolo, questo ormone che rilascia eh, cortisolo nel tuo corpo. Quindi cosa succede quando si ha cortisolo alto? Te l'ho detto già prima, ansia, depressione, mal di testa. Questo mal di testa potrebbe essere anche dolore in tutte le parti del nostro corpo, dolore cronico, che potrebbe essere quindi o è arrivato attraverso questo cortisolo alto, oppure potrebbe essere arrivato anche attraverso un trauma fisico inizialmente, ok? Quindi c'è debolezza del sistema immunitario, malattie cardiache, ipertensione. Oggi molte persone prendono l'aspirina senza pensare che in realtà avevano semplicemente un cortisolo alto. Iperglicemia, quindi problematiche di diabete 2. Non a caso dopo la pandemia questo cortisolo alto è arrivato in abbondanza e tutta una marea di altre problematiche sono arrivate dopo. Disturbi digestivi, problemi nervosi, non a caso qua parte il dolore cronico ed questa parte te l'ho già detta. Quindi, in particolare, c'è uno stress, quindi che parte sul cervello, ok? E causa dei cambiamenti in particolare zone del cervello. Come lo sappiamo ad oggi? Questo a livello scientifico,
questo qua che vedi a destra sono fMRI, risonanze magnetiche funzionali, che purtroppo sono usate solo a livello di ricerca e non a livello clinico. Ecco perché molte problematiche di dolore cronico potrebbero essere risolte semplicemente facendo una diagnosi di questo tipo, vedendo le aree del cervello che sono attive rispetto ad altre. Però purtroppo ad oggi queste risonanze magnetiche funzionali sono solo a livello di ricerca. Chissà che magari nei prossimi anni arriveranno anche nelle sale di dottori, fisiatri, eccetera, eccetera, eccetera. Il dolore cronico quindi è correlato a cambiamenti emotivi e cognitivi. C'è questo sistema limbico che è molto vicino quindi al sistema che ti avevo fatto vedere prima dell'amigdala, va a registrare il dolore e questi cambiamenti emotivi e cognitivi vanno a influenzare il dolore in modo diretto, perché il dolore, ti voglio ripetere, e ricordare che è registrato a livello di sistema nervoso. Dopo i 3 mesi non è più necessariamente nei tuoi tessuti dove hai dolore in quel momento. Quindi non è più sulla... è vero, lo senti sulla schiena, sulla testa, ma è registrato a livello centrale, ok? Quindi che fare? Semplicemente, tra virgolette, semplicemente controllare il rilascio di cortisolo, come per esempio col tapping EFT, Emotional Freedom Technique, che appunto vai a dare un input alla nostra amigdala, ok? E a quel punto vai a riequilibrare il sistema nervoso, perché quel cortisolo è rilasciato molto, molto meno. Quanto molto meno? Ci sono ovviamente diversi studi fatti oggi nel 2023, nel momento in cui giro questo video, attraverso, questo è uno studio del 2018, tra l'altro, e l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, quindi tapping, è diventata una vera e propria terapia a livello clinico, ok? E qua vedi 37% di meno di cortisolo nel corpo. Quanto bisogna fare tapping? 5 minuti. 37% in meno. Pain, 57% in meno, ok? Depressione, 35% in meno. Ansia, 40% in meno. Ok, ovviamente happiness, blood pressure, 8% in meno. Food craving, che è questo anche è un problema, no? Quando siamo stressati tendiamo a mangiare porcherie. Intendo patatine, gelati e quant'altro, pasta, ok? C'è veramente un motivo per cui tu hai questi craving, no? Queste voglie. È perché appunto abbiamo questo cortisolo alle stelle, il rilascio di zuccheri è rilasciato a livelli enormi perché abbiamo bisogno in una situazione di minaccia, abbiamo bisogno di scappare, abbiamo bisogno di evadere la situazione, perché come ti ho detto, il sistema centrale, il tuo cervello non capisce se è una reale situazione di minaccia o una creata dal nostro cervello. Bene, spero che ti abbia convinto che non è una questione solo di stress, come molti dicono, ma è una questione di livello di sistema nervoso centrale, ok? Perfetto. Se stai vedendo questo video sul mio canale YouTube, ti invito a vedere il mio corso di Neurobalance per darti tutti gli strumenti per portare il cortisolo giù e quindi incrementare il tuo livello di mood, decrementare il dolore, decrementare e quindi anche il livello di ansia, ok? E non solo, come hai visto. Se sei invece in questo programma già, vai direttamente alla sessione di tapping, ho preparato del tapping per te e ci vediamo nella prossima sezione. Ciao!